L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli. Luigi Codotto, 80 anni, ha lasciato un biglietto sul tavolo della cucina prima di raggiungere la camera da letto e uccidere la moglie, Luigia Rossi, 78 anni, con un colpo di accetta alla testa e poi togliersi la vita in soggiorno, trafiggendosi il torace con un coltello. Tecnicamente è un femminicidio-suicidio, ma l'età della vittima e del marito, il biglietto lasciato e il contesto in cui è maturato il fatto di sangue lo riconducono ad un disagio familiare finito in tragedia. Era un disagio già trascinato un po' nel tempo. Non c'erano segnali. E come fai a stabilirli i segnali? Fanno fatica quelli che lavorano sulle teste, figuriamoci se si possono fare previsioni o pensieri di questo tipo. La scoperta dei 2 corpi senza vita nella casa al piano terra della bifamiliare in via Casette a Pertegada, frazione di Latisana, l'ha fatta la sorella della vittima, che non riuscendo a contattarli al telefono si è recata sul posto ed è riuscita ad entrare lanciando l'allarme. Il particolare, apparentemente senza alcun senso, del non aprite l'acqua, nel messaggio scritto sul biglietto, spiega la presenza dei vigili del fuoco sulla scena del delitto. I pompieri hanno fatto verifiche sia sulla presenza di gas dell'impianto di riscaldamento che di sostanze eventualmente presenti nell'impianto idrico, con esito negativo. Sul posto il pubblico ministero Andrea Gondolo con il medico legale Carlo Moreschi. Il patologo ha indossato la tuta bianca dei carabinieri ed ha effettuato insieme ai militari del reparto scientifico il sopralluogo nell'appartamento ed effettuato l'esame esterno dei corpi. Sarà poi disposta l'autopsia per chiarire il momento in cui si è consumato il delitto e poi il suicidio. Luigi Codotto aveva alternato il lavoro di bagnino nella vicina Lignano Sabbiadoro a quello di operaio prima di andare in pensione. La moglie era casalinga. Nella bifamiliare di via Casette, al piano superiore, abita il figlio Alessio, assente da qualche giorno. Le altre 2 figlie, Susanna ed Elisa, risiedono altrove.